cordiale saluto a tutti gli amici del motorsport e benvenuti al 9° appuntamento con Toscana TV Motori. Come sempre sommario molto nutrito, inizieremo sotto il segno del Rally dell'Elba. Se ne è occupato Gabriele Michi unitamente a Massimo De Mari della Video Rally ed anche ACI Sport. Ma parleremo anche di 50 anni di intensa storia di questo evento, sempre attuale, praticamente un connubio tra l'Automobile Club d'Italia e le gare elbane. Servizio dedicato. Per quanto riguarda il settore ospiti, anche qui sempre molto nutrito, con noi Federico Gasperetti, primo nella classe R5. Tornando agli eventi, doverosa presentazione del Rally di Casciana Terme, di e con Pierangelo Brogi, nostra vecchia piacevole conoscenza. Per quanto riguarda le rubriche, primo piano per Parliamone, i temi attuali del motorsport proposti e commentati da Gianfranco Di Gennaro e Gabriele Michi. Quindi l'atteso blocco ACI Sport per l'ampio panorama nazionale e, quando vi sono eventi che lo meritano, anche internazionale. Ma iniziamo con il primo servizio sul Rally dell'Elba. Per concretizzare i buoni propositi ribaditi al congedo del venerdì sera, a Stefano Albertini è bastata una speciale, la prima in programma di un Rally Elba che si è confermata gara vera, dal sapore dei tempi che furono e da un'incognita, quella relativa alle gomme da montare al sabato, che ha tolto il sonno a parecchi. Faccia pulita, classe 1986, primo rappresentante dell'era verde Peugeot e dalla terza gara su Ford Fiesta VRC, il bresciano ha fin da subito lasciato intendere che la pratica del primo appuntamento targato Campionato Italiano VRC sarebbe rimasta aperta dal secondo posto in giù, con i 26 km spiccioli di Volterraio a mettere i puntini sulle i ed a far contare al primo inseguitore, al secolo Simone Miele, 11 secondi e mezzo di ritardo. Partito con il piglio di chi sa di dover spingere e non dormire, Stefano Albertini ha amplificato i distacchi prima che il vento spingesse nubi cariche d'acqua sulla regina dell'arcipelago toscano, scegliendo una tattica difensiva al sabato, quando i fondi bagnati gli hanno suggerito di non esagerare con le Michelin chiuse delle prime due speciali. Lì è venuto fuori Simone Miele, al secondo utilizzo della Citroën DS3 VRC e dalla prima assoluta con David Castiglioni. Ha tirato il dado alle prime luci del sabato, il pilota di Varese, ed è uscito bagnato. Una scelta premiata dalle condizioni meteo che ha alimentato la sua migliore espressione agonistica, assecondata dalla convinzione di cambiare marca alle scarpe della doppia spiga VRC, rifugiandosi nel conforto delle tanto care Michelin sui selettivi fondi della giornata conclusiva. Un day after che ha regalato emozioni a non finire, con Paolo Porro e Corrado Fontana intente a scannarsi per il terzo posto, solo 8 decimi fra la Ford Focus di Porro e la Hyundai VRC del Comasco dopo la sesta speciale, Rudy Michelini e Michele Perna a ristabilire gli equilibri di un venerdì da dimenticare con la Ford Fiesta R5 e Francesco Bettini a primeggiare tra gli equipaggi elbani, con la Peugeot 208 R5 usata per la prima volta al Rally del Ciocco. Nel mezzo, a primeggiare tra le vetture R5, il solito Federico Gasperetti, all'esordio su Ford Fiesta e stabile nella top 10. L'ultima speciale in programma, la Buon Consiglio San Piero di 18 e passa chilometri, ha sciolto gli ultimi dubbi, con Stefano Albertini e Danilo Fappani a confermarsi grazie ad 8 secondi sulla DS3 VRC di Simone Miele e David Castiglioni, secondi assoluti a 19 secondi dal vertice, e Paolo Porro, che nonostante gli 11 anni di anzianità della sua Ford Focus VRC, ha definitivamente allontanato dal podio assoluto Corrado Fontana e Nicola Arena, quarti assoluti. Chi all'arrivo ha tirato in ballo il bicchiere mezzo vuoto è stato Marco Signor. Sulla Ford Fiesta VRC il campione in carica ha tribolato a causa di alcuni problemi al turbo, tirando fuori il massimo per l'obiettivo quinto posto, concretizzato a denti stretti sulla banchina di Portoferraio, proprio lì dove non ha sorriso nemmeno Totò Riolo, con il livornese Alessandro Floris alle note, appesantito fin dal venerdì sera da una foratura alla sua Ford Fiesta VRC, costata 1 minuto e mezzo di ritardo verso i diretti avversari. Una situazione di disagio che ha generato una sesta piazza assoluta decisamente al di sotto delle legittime aspettative legate al podio della precedente edizione. Ha pagato lo scotto dell'esordio sulla Ford Fiesta VRC ed anche sul viscido dell'Elba Giuseppe Testa. La prima speciale è costata un testacoda, 4 manovre e 15 secondi di troppo sul crono. Il resto è servito per accrescere il feeling con la vettura e difendersi dalle stilettate degli incalzanti Federico Gasperetti e Federico Ferrari, solo 2 secondi più lenti della sua VRC.
con la loro Ford Fiesta R5 ottava assoluta all'arrivo. Per il pilota della montagna pistoiese, una gara vissuta con la curiosità di scoprire le caratteristiche di una 4 ruote motrici, cercando di lasciare da parte quegli automatismi a trazione anteriore che, in modo legittimo, si sono presentati più volte al debutto sulla vettura. Ad una decina di secondi dal primo tra i toscani si sono classificati Rudy Michelini e Michele Perna, limitati da un venerdì al di sotto delle aspettative, situazione fotocopia dell'avvio a Cassino nella prima Air Cup, ma capaci di risalire la china quando il bagnato sull'Elba da proiezione è divenuta certezza. Decimi nell'assoluta, primi tra gli equipaggi elbani, Francesco Bettini e Luca Acri su Peugeot 208 R5. L'ennesima conferma tra le mure amiche per l'isolano, in lite con i freni durante il primo giorno di gara e vincitore del Memorial Claudio Caselli, istituito in occasione dei 25 anni trascorsi dalla vittoria di un pilota locale al Rally Elba. In chiave toscana, a condizionare il debutto di Andrea Volpi sulla Ford Fiesta R5 è stata un'errata scelta di gomme attuata il venerdì, particolare che non ha negato al locale una seconda metà di gara ricca di acuti. Gli 11 minuti di vantaggio espressi prima dell'ultima speciale hanno concesso a Gabriele Catalini e Michael Rossi di poter mettere in conto anche un errore su un taglio costato danno alla vettura ed oltre un minuto di troppo. È comunque riuscito a raggiungere l'arrivo il Garfagnino, con la sua Peugeot 106, prima attrice di classe N1, a conferma della bontà di una scelta che saprà regalare ulteriori soddisfazioni. È stato questo il Rally Elba, edizione 2017. Ci siamo presentati a questa gara grazie a Gima, che abbiamo trovato abbiamo voluto partecipare per levarmi la voglia di correre su questa macchina, e il suo risultato a sorpresa. Mi sono affidato a loro in tutto, nelle regolazioni, nella scelta delle gomme, non hanno sbagliato nulla. Devo proprio dedicarla a loro questa vittoria, perché se la sono meritata, mi hanno messo in condizioni sempre ottimali e mi hanno sempre regolato la macchina nelle scelte migliori, e è stata una grande vittoria. Mi riesce a avere feeling con la Fiesta e è quello che mi turba un po', e oggi abbiamo indovinato le gomme, perché si può dire indovinato perché era difficile proprio capire come girava il tempo, anche se poi l'ultima prova è asciugata tutta. Io avevo gomme troppo chiuse, infatti con Gasperetti sapevo già che era dura, perché lui è partito con delle gomme molto più chiuse. Però dai, guardiamo il campionato, abbiamo fatto un secondo di classe, quindi va bene così, dai. Eravamo partiti molto bene, confrontandoci poi con avversari di gran livello, e eravamo messi bene perché eravamo secondi nel trofeo Michelin, primi di classe e terzi di gruppo N. Poi un problema dovuto a una forzatura un po' sul passo di gara, e ci ha fatto commettere un piccolo errore, e abbiamo dovuto sistemare un po' di danni, di cose così, e abbiamo perso più di un minuto in prova. Poi siamo ripartiti per fortuna e ora siamo qua in prossimità del traguardo. La macchina sicuramente è una macchina professionale, una macchina sulla quale ci devi stare per poter far fronte a degli avversari come Gasperetti e Michelini. Ieri sull'asciutto abbiamo preso un po' le misure, oggi sicuramente è stata un po' più difficile perché prove speciali sono difficili, strette. Monteperone, come conoscono tutti, come tutti i piloti sono venuti a dirci, insomma abbiamo delle belle prove. L'ho buttata tutta sullo spettacolo, mi sono divertito tantissimo, abbiamo portato il mezzo in fondo sano e salvo. Vorrei ringraziare tutti i miei sponsor, la mia scuderia BB Competition, la squadra eccellente a un livello veramente top, l'RF Rally Team capitanata da Agoroda. Anni di storia fascinosa per un evento da sempre di grande prestigio. Insomma, l'Elba è stato da anni e anni un evento che ha calamitato l'attenzione di tanti sportivi e non solo. Dunque l'Elba nel tempo. Sentiamo, vediamo. Nello scorso weekend si è corsa la 50ª edizione del Rally Elba, appuntamento tra i più datati e conosciuti nel panorama rallistico nazionale e non solo. Gli anni bui che non hanno permesso di organizzare sono lontani ed un pessimo ricordo, poiché grazie alla vivacità di AC Livorno Sport e alle nuove azioni di marketing collegate all'evento, il rally dell'isola regina dell'arcipelago toscano ha preso una strada che ben presto isserà il rally moderno nel calendario del tricolore assoluto
e rinverdire così i mitici anni 70-80, quando correre all'Elba era sogno ambito di tutti. Il rally, me compreso, siamo tutti invecchiati di 50 anni. Quello che non è invecchiato è il legame, è la passione e soprattutto la vivacità di questa manifestazione. L'unica cosa che non è invecchiata è lo spirito del rally Isola d'Elba, perché è uno spirito particolare, ha perso molti sterrati, ha perso qualche spettacolarità ma a favore della sicurezza, ma il legame con il territorio si è ulteriormente rinsaldato. Mi ricordo gli anni passati perché ho fatto parte anch'io di una televisione privata e nel 1979 facevamo le prime interviste. È una cosa fantastica e sapere che quest'anno ci sono questi personaggi a guidare, a calcare i nostri terreni che poi verificheranno che sono bellissimi, e l'auspicio, come ci ha detto l'ACI Sport, che il prossimo anno sarà ancora più bello, è un dolore, viene proprio dentro il cuore, viene i brividi, perché a noi elbani i rally vuol dire tantissimo. Non che la titolazione valida per il campionato VRC non sia di lustro e prestigio, tutt'altro, ma far parte in pianta stabile del calendario tricolore ha un altro peso e per questo ACI Livorno Sport ha iniziato da anni una politica rivolta alle aziende partner che esula dal solo essere presenti e usufruire delle possibilità promo collegate, ma permette di entrare in un contesto di qualità, efficienza e positività. Argomenti che ben si armonizzano con le attività commerciali e rivestono grande importanza nello scenario economico. Siamo presenti perché abbiamo avuto un'ottima impressione l'anno scorso con il rally storico, dove Luciano Fiori ci ha coinvolto all'ultimo minuto e abbiamo creduto in un progetto che abbiamo stilato subito dopo. Quest'anno saremo presenti ancora 2 volte qui sull'Elba. Questo rally è stato, direi, una sorpresa per quanto mi riguarda, perché effettivamente è stato molto spettacolare, molto bella la prova che è stata fatta speciale ieri sera, dove a detta di tutti c'è stato un grande interesse da parte del pubblico e credo che il rally deve coinvolgere il pubblico, perché altrimenti rimane una gara a sé vista da pochi. Credo che il nostro cammino proseguirà con questa, chiamiamola joint venture, con l'Automobile Club di Livorno, che è mosso veramente da persone che hanno grande passione e grande entusiasmo. Il nostro rapporto con l'Isola d'Elba è un rapporto, direi, abbastanza storico, perché nello svolgimento delle attività aziendali e in particolare della costruzione di piscine e di impianti sportivi, diciamo che fino a qualche anno fa abbiamo avuto diverse occasioni di lavoro all'Isola d'Elba per la costruzione di piscine e impianti sportivi in genere, a livello di campi da tennis, campi da calcetto e quant'altro, insomma. Negli ultimi anni abbiamo lavorato più spesso, diciamo, dalla parte del continente, quindi costa tirrenica italiana, e ritenevamo interessante tentare un riapproccio verso la realtà dell'Isola d'Elba, insomma, e quindi quale migliore occasione che quella del rally per veicolare nuovamente il nostro marchio, insomma, e la nostra realtà aziendale. Ecco. Anche perché all'Isola d'Elba il rally credo che sia lo sport nazionale, come dicono tutti, visto che ne fanno ben 2 all'anno. Sì, assolutamente, ma effettivamente, insomma, è una manifestazione, devo dire la verità, va a livello di fama, va ben al di là degli appassionati dei motori, insomma. All'Elba, per darvi qualche numero, ci sono circa 3 milioni di turisti che vanno negli alberghi e campeggi, e i congressi, il turismo del pullman, eventi sociali rappresentano circa il 20%, per cui questa manifestazione rientra nei vari tipi di eventi dedicati agli sport che facciamo, per cui ben venga. Io credo che per ogni persona che partecipa alle gare, io penso che si possa valutare in 4 o 5 i turisti che possono venire, quindi come possiamo dire che non abbiamo interesse per questo?
Per la vostra prossima vacanza sarei veramente felice di ospitarvi in una meravigliosa proprietà Ema Villas per regalarvi una vacanza indimenticabile. Se a livello iscritti la gara 2017 ha visto la presenza di ben 27 auto tra VRC e R5, ovvero quei veicoli che permettono di lottare per le posizioni di vertice, a livello partnership sono stati oltre 30 i marchi che hanno aderito e supportato quanto loro offerta da un'attenta pianificazione promozionale e d'immagine. Marco Fiorillo, vicepresidente di Banca Cras, un abbinamento 2017 che è una novità con il Rally dell'Elba. Sì, diciamo è una novità, però l'Automobile Club è stato quello che aveva portato l'idea di fare una banca nella provincia di Livorno, che poi si è fusa in Banca Cras, che è una banca del territorio che copre Arezzo, Siena, Pisa e Livorno, e questo percorso che abbiamo fatto sempre insieme è stato questo connubio che quest'anno è sfociato anche in una collaborazione da parte di Cras nell'appoggiare questa manifestazione. Quindi dire che il rally, sport legato al territorio, e banca ovviamente legata alle operazioni sul territorio, sono un tutt'uno, è giusto? Certamente, perché la Banca Cras è rimasta un vero credito cooperativo e quindi opera sul territorio. Noi come Automobile Club e come manifestazione operiamo in un territorio dove la banca è presente e cerca di crescere sempre, proprio per stare vicino a tutti quelli che sono i piccoli imprenditori, per cui che questo connubio ASCI, banca, territorio sia forte, e quindi è giusto portarlo anche in questa manifestazione. Il rally per l'Elba ha sempre significato molto, da quando ero più giovane, e che in qualche modo quando c'era il rally che era sentito veramente su tutto il territorio dell'Elba e non solo, perché partivano diciamo anche 30 giorni prima le prove speciali, poi per quanto riguardava diciamo il giorno del rally venivano anche dalle zone più vicine, e più che mai ora che noi si vive veramente turismo, il fatto che il rally venga continuato a essere fatto e speriamo che cresca ancora è importantissimo, perché tutto questo movimento di gente che oggi abbiamo sul territorio è veramente, in un momento come questo che la stagione non è ancora partita, è veramente importante. Vera novità 2017 è la prova spettacolo nella zona commerciale di Portoferraio, la chicca del comitato organizzatore, che ha riscosso applausi e consensi sia dal pubblico sia da chi era direttamente interessato per vicinanza territoriale o per attività sul territorio elbano. È una bella scommessa, speriamo di avere il risultato che tutti ci aspettiamo, è stata proprio un'invenzione dovuta così all'esperienza di qualche ovviamente persona locale che ci ha dato questo input per poter fare questa prova, che è veramente in casa e dove in genere la gente ha piacere che ci sia, perché è facilmente raggiungibile, no? 2 soli i giorni di gara che hanno esaltato la tradizione del rally elbano ed hanno permesso a giovani studenti, grazie alla sensibilità dell'assessore per le politiche giovanile, di cimentarsi in un'interessante iniziativa, We Are Elba, progetto di alternanza scuola-lavoro creato per offrire agli studenti degli istituti superiori elbani l'opportunità di sperimentare il mondo della comunicazione pubblica e che ha coinvolto decine di allievi di licei e istituti tecnici. Una specie di avventura giornalistica, quest'anno per l'Istituto Cerboni di Portoferraio, costretto in modo benevolo a dare un compito tutt'altro che sgradito: fare i reporter dell'evento. Che il rally è una tradizione che possiamo vedere che da qui da 50 anni ormai, quindi è una cosa che si ripete, una cosa che ormai è negli elbani, siamo felici che si ripeta ogni anno, sarebbe un peccato non vederlo, e appunto è una cosa che ormai sentiamo nostra. È vero che in questi giorni i professori e le professoresse sono un po' meno cerberi? Abbiamo fatto prima, non siamo andati a scuola, e infatti i prof hanno detto di non andare a scuola, siamo andati a fare video qui a Rally, siamo andati a intervistare i piloti ieri e agli organizzatori, abbiamo chiesto tutto, informazioni e basta.
È stata una collaborazione con la dirigenza ACI e con l'Istituto Cerboni. Volevamo fortemente inserire il rally all'interno del cronoprogramma di We Are Elba, perché crediamo che gli eventi più importanti del territorio debbano entrare in un'iniziativa come questa. Infatti We Are Elba è un progetto di comunicazione pubblica. Cerchiamo attraverso questo progetto di far sì che i ragazzi si sentano sempre più partecipi del loro territorio e degli eventi che si svolgono sul loro territorio, potendoli raccontare con la loro voce e eventualmente filmare, fare foto con i loro smartphone. È un modo per sviluppare il loro senso di appartenenza e anche far conoscere i meccanismi che stanno dietro all'organizzazione di eventi come il rally. Un'isola, l'Elba, che resta unica anche nel proporre a distanza di pochi mesi 2 appuntamenti col panorama rallistico nazionale. In primavera, ad inizio stagione turistica, la gara per vetture moderne e da fine settembre, col declino delle presenze, quella per auto storiche, dando così la possibilità di saturare quella voglia di rally che è insita nella popolazione elbana, autrice di un'esemplare e positiva accoglienza per tutto il rumoroso circo dei protagonisti di questa specialità motoristica a 4 ruote. È una manifestazione veramente importante a cui sono legato a più mani, nel senso mio padre ha fatto rally per circa 20 anni, mio zio è Marco Fiorillo, io ho corso per un po' di anni, ho fatto ufficiale di gara per il calendario sportivo, ma per l'Elba abbiamo un amore particolare, io personalmente e noi come azienda, perché comunque sull'isola lavoriamo anche in un modo importante, quindi quest'anno col 50° è venuta fuori, per essere sincero, un qualcosa di veramente importante. Io era circa 7-8 anni che non venivo e i miei complimenti a ACI Livorno Sport, è veramente una bellissima manifestazione. È una grande opportunità innanzitutto per farci conoscere, per andare avanti sempre con ACI e per un discorso anche con il rally che per noi è molto importante per una questione di visibilità anche sul discorso dell'isola d'Elba. Noi ci fa sempre piacere essere partecipi di questa iniziativa che sicuramente sta portando un grande pubblico e sicuramente sarà sempre di più grande valore per tutti gli elbani e non. Fare un rally come inizio della stagione turistica con le vetture moderne e uno a chiusura con le storiche, cosa rappresenta? Rappresenta un allungamento della stagione turistica e è quello che noi elbani vogliamo, quindi il comune di Portoferraio probabilmente, non so se il sindaco l'ha già detto o non l'ha voluto dire per scaramanzia, ma io mi voglio proporre, lo voglio dire, faremo un accordo fino al 2019 che è la nostra scadenza amministrativa per proseguire questo rapporto con l'ACI Livorno Sport e il Rally dell'Isola d'Elba. Dall'esterno è bello verificare che 2 eventi così importanti sono vissuti sempre col sorriso da chi in ACI Livorno Sport spende il proprio tempo lavorativo affinché tutto si svolga nel miglior modo possibile. È il caso delle persone poco visibili sul proscenio, ma alle quali va il riconoscimento di tutti, poiché silenziose ma operose, anche quando telecamere, social network e attività comunicative sono spente o assenti. Grandi gratificazioni a fine gara e un cuore proprio riempito di gioia. Ora vi presento la mia collaboratrice, new entry, Antonella Guidi, che da quest'anno mi affiancherà in questo cammino. Difficile, però ricco di sorprese e di grandi soddisfazioni. Calcolando che Simona era allergica alle telecamere, bene o male, ora tu da new entry devi dire qualcosa di strano. Come vedi questo servizio o questo tuo lavoro? Come te lo credi, te lo immagini? Impegnativo, però pieno di soddisfazioni. E a vedere qui è tutto bello, sembrerebbe questo, poi vediamo. Ma c'è la sorpresa. È vero dire che all'Elba si sente profumo di rally? Sì, è scritto proprio in ogni pietra di quest'isola, fa parte del DNA di quest'isola e degli elbani che comunque ci accolgono sempre a braccia aperte. Ed eccoci al gran finale, con l'arrivo e i festeggiamenti di chi vede queste azioni come compendio e sintesi di molte riunioni e decisioni, con la fattiva volontà di dare e fare sempre il meglio. La parte iniziale ha la sua importanza perché ovviamente comporta nell'organizzazione, nel preparare tutto, un'accortezza
direi fuori dalle righe veramente, poi per quanto riguarda il discorso sicurezza, che è una delle parti più importanti. Ora viene il bello, tutto quello che abbiamo fatto, vediamo come l'abbiamo fatto, ovviamente poi non è che siamo sulle macchine che si pilota, però tutto quello che è stato fatto verrà poi anche da parte degli organi competenti, giudicato anche in vista di quello che ci aspettiamo un altro anno del CIR, del campionato italiano assoluto. Le aziende vostre partner sono in crescita e di qualità. Questo è dovuto al fatto che voi siete iperprofessionali o perché il brand Rally Elba è facilmente spendibile? No, io obiettivamente devo dire che sono un pochino tutte e due componenti positivi di questa domanda, in quanto c'entra sia la questione nostra, della nostra organizzazione, e anche il brand Elba, che ovviamente è un brand, penso, non mi voglio spingere, ma è diciamo importante. Terminati i festeggiamenti, si ricomincia a lavorare per l'edizione storica di settembre, che lascia trasparire una longevità invidiabile ed una storia scritta tra le più importanti al mondo, partita nel 1968 e giunta oggi alla fine dei primi 50 anni, mezzo secolo. Una realtà datata, se vogliamo anziana, ma se rinvigorita da molta passione e volontà, si svela ancora giovane ed attuale. Soprattutto pronta a soddisfare ed integrare quello spettacolo unico per paesaggi e scenari che solo chi non è mai stato all'Elba non sa quanto ha perso. Sono stati 50 anni bellissimi, partiti con la prima esperienza nel 68 grazie a ACI Italia, ACI Livorno e a Sergio Bettoia, che mi fa sempre piacere ricordare, è stato un grande. Siamo venuti e piano piano siamo cresciuti per arrivare al 50° anno di rally sull'isola d'Elba. Facciamo questo, facciamo lo storico, manifestazioni che ci impegnano tutto l'anno l'una e l'altra, che non possiamo spengere le luci e abbandonare tutto, ma dobbiamo continuare a lavorare. Però questo, vedere il parco partenti, le macchine così belle, i piloti così validi, poi ci gratifica e ci premia degli sforzi che facciamo. Amici sportivi, buonasera. Ecco il primo ospite di questa nona puntata di Toscana TV Motori. Alla mia sinistra Federico Gasperetti, che avrete sicuramente conosciuto. Buonasera Federico. Buonasera a tutti. Ed è qui perché è reduce da una bellissima gara sulla isola d'Elba, l'isola regina dell'arcipelago toscano, che è stata la gara del debutto del campionato italiano VRC. Ha fatto un 8° assoluto, ma bensì il primo, vincendo la categoria della classe R5. Ora ci facciamo rispondere alla prima domanda, perché era la prima volta, Federico, che tu guidavi una 4 ruote motrici, una vettura Ford e una vettura R5. Insomma, il tutto un bel compendio che è finito positivamente. Ero completamente all'esordio in tutto, perché praticamente non ho avuto modo, deciso all'ultimo, non ho avuto modo di fare test, quindi diciamo che ho provato la macchina allo shakedown con 5 giri di shakedown da 1 chilometro all'8 l'uno, quindi diciamo pochissimi chilometri, quindi tutto da scoprire. O lavavo la spacca. O lavavo la spacca, in più una gara difficilissima, molto tecnica come l'Elba, perché è sempre stata una gara difficile, in condizioni ulteriormente difficili, perché abbiamo trovato... Ha piovuto, c'era l'umido, è secco, tutto. Abbiamo trovato tutto, abbiamo trovato il caldo il primo giorno, poi il brutto tempo il sabato, poi riasciugato, poi ripioveva, quindi tutte le incognite del caso e le difficoltà del caso. Quindi... Senti, allora la domanda mi giunge spontanea: qual è la grande difficoltà fra tu, che non a torto sei considerato un uomo Renault e un uomo che praticamente, io l'ultima volta personalmente ti ho intervistato era al Pistoia dell'anno scorso, quando hai vinto, ed eri con la tua bella R3C, che oramai la conosci come le tue tasche. La T, l'anno scorso ero vinto con la Turbo. Perfetto, la T.
E invece adesso hai fatto questo debutto con questa 4 ruote motrici e tutto il resto. Diciamo che questo è stato un po' uno sfizio che mi volevo levare, un sogno rincorso, senza nulla togliere a Renault, che continua ad oggi la collaborazione, e macchine che mi hanno fatto marchio, che mi ha fatto vincere oltre 30 assoluti, e in cui credo molto, soprattutto nella Twingo R1 per i giovani, e quindi è una cosa a sé stante. Questa, diciamo, Renault non ha un 4 ruote motrici, volevo un attimino levarmi una voglia, si sono concretizzate le situazioni, anche per misurarmi su una macchina che 4 ruote che non avevo mai guidato, sai, un pilota deve sempre un po' mettersi in discussione. Trovare motivazioni. E c'è stato, insomma, c'erano le condizioni, abbiamo affrontato questa gara un po' inaspettata nel risultato, perché pensavamo sinceramente di soffrire un po'. Dopo anni e anni di trazione anteriore ci sono degli automatismi che ormai sono naturali. Sono un po' diversi. Invece cambia la tecnologia, dovevo pensare a cosa facevo, quindi ho durato un po' di fatica. Ecco, d'emblée, in effetti questa è la seconda domanda che ti dovevo fare. D'emblée ti veniva di guidarla in un altro modo, poi quando ti sei accorto che invece dovevi cambiare il tuo stile di guida, se dovevi cambiarlo, o assecondare di più le reazioni che ti dava la vettura? Ma diciamo che io dopo pochi giri di shakedown mi sono già accorto, forzando un attimino, facendo le mie prove, che non la guidavo come la dovevo guidare. Il problema era riuscire a non farlo, perché, perché il limite della macchina è molto alto. La cosa che più mi ha impressionato erano i freni. Il trazione anteriore si deve preparare la curva un attimino prima, si frena prima. Quella è una macchina che devi frenare dentro la curva, ha una potenza di frenata impressionante, quindi anche riconoscendo che stavo facendo degli errori duravo fatica a non farli, perché era proprio per me una cosa incredibile che si potesse frenare dove riesce a frenare questa macchina. Quindi durante la prova speciale devi ascoltare il navigatore, essere concentrato nella strada, pensare anche a quello che stavo facendo, quando a cose normali è un automatismo. È stato molto difficile. Diciamo che le strade dell'Elba non perdonano, perché si sanno i rischi che ci sono. In più, ecco. E altre cose, non è un percorso dei più semplici. Insomma, te la sei centellinata questa gara, eh? Sì, ho dovuto costruire mattone su mattone e fortunatamente mi rendevo conto degli sbagli, un po' per volta ho riuscito ad aggiustare un po' il tiro, poi sicuramente l'acqua del secondo giorno ci ha aiutato. Bene, ovviamente l'unica costante è stato il tuo navigatore. Assolutamente sì, Federico Ferrari. Se avessi cambiato anche quello, allora Federico Ferrari non si tocca. Era l'apoteosi del cambio di tutto era l'unica certezza che avevo in quella gara lì, non si poteva togliere. Senti, come hai trovato appunto questo Rally Elba dove si sentiva quasi il profumo di tricolore? Tutto era fatto in modo tale che questo rally, che pochi anni fa era rinato come Ronde, dopo ha fatto il passaggio nell'Air Cup e adesso è già pronto quasi per sbarcare in pianta stabile nel campionato italiano tricolore. Diciamo che per quanto mi riguarda la gara, io l'Elba l'avevo fatta l'ultima volta 2 anni fa con la Clio nel trofeo. La gara, per com'è l'isola d'Elba e per come sono le strade, è una gara molto tecnica, quindi qualitativamente a livello di strade è di livello. L'organizzazione è stata ottima, le prove speciali, diciamo anche il format, come erano disegnate, molto buono, diviso in 2 giorni. Pronti via la prima, quasi pronti via, ecco, una cosa molto che avrei preferito non farla, però poi, perché partire con la prova più lunga per la gara, per me che dovevo conoscere la macchina, era un po'... però è stata una cosa molto apprezzata. Tutto molto bene, forse lo spettacolo un po' da aggiustare un attimino, perché ci vuole, perché una prova spettacolo per il pubblico ci vuole, anche perché anche all'Elba gli spostamenti sì sono rapidi, però poi a metà prova duri fatica a andarci, quindi o vai all'inizio o vai alla fine. E la prova spettacolo, secondo me, l'Elba può offrire altre location che non era la zona industriale, magari trovare una situazione un po' più... C'è da lavorarci, ma hanno le potenzialità per farlo, quindi penso che possono aggiustare il tiro. Bene, allora chiudiamo il discorso Elba, adesso ti faccio un paio di domande da uomo Renault, quale tu sei.
Per un giovane, credi che la politica, soprattutto un appassionato, noi vediamo, siamo l'unica trasmissione che dà tanto spazio ai ragazzi, come dico io, quelli che nell'elenco iscritti partono dal fondo verso l'alto, perché poi sono lo zoccolo duro della specialità, sono i veri appassionati, sono quelli che prima sono pubblico e poi magari in base a sacrifici o aiuti esterni riescono a coronare il loro sogno, e questo è molto importante. Credi che il poter fare le scalate gradino dopo gradino sia la cosa più giusta per un ragazzo giovane che debutta nei rally, oppure già subito possono togliersi alcuni sfizi magari facendo delle scuole di guida particolari o così, o altre cose tipo queste? Secondo me, io ho iniziato tanti anni fa a correre e io ho fatto la gavetta, sono partito dal 112 Abarth al 205 1600, quindi diciamo ho fatto veramente tutte le tappe. Diciamo che secondo me in Italia un po' in tutti gli sport si ha la tendenza un po' a bruciarle le tappe. Spesso secondo me si va a bruciare il talento che spesso c'è, ma magari si brucia perché si manda in una mischia che ancora non è alla sua altezza, cioè come andare all'università senza aver fatto le scuole superiori. Ci vuole un minimo di gavetta, un po' di anni ci vuole per capire un attimino le dinamiche, per capire anche a gestirsi, a conoscersi, a gestirsi lo stress, la pressione della gara, e questo lo puoi fare solo correndo. Quindi ci vuole una gavetta, è secondo me indispensabile, e poi su fare un percorso idoneo, senza passare, magari come ho fatto io adesso, da un durote a un quattro ruote così potente, così in una gara senza test, ma nel senso io ho avuto comunque un'esperienza di tanti anni che mi ha aiutato, anche se cambiava la macchina. Ti ha permesso, e ci sono tante scuole di guida che almeno ti danno le basi, anche perché le macchine di oggi sono molto tecniche e quindi è importante la tecnica. Una volta, vuoi per le gomme meno performanti, vuoi per le macchine meno esasperate, già il talento, la dote, la sensibilità ti permetteva di fare un po' di differenza. Oggi c'è tanta tecnica e questa ha bisogno di essere studiata. Parola di Federico Gasperetti, perché ha l'esperienza dalla sua, è datato come età, anche se molto più giovane di me, per cui esattamente quante gare hai fatto nella tua vita sinora? Qua sono vicino a 200. Insomma, lì sono ancora più avanti io. Però insomma, di poco, Però fondamentalmente è una cosa importante. È bello soprattutto intervistare persone come lui che parlano di sensazioni, che danno consigli e che soprattutto permettono a voi che ci ascoltate da appassionati di poter avere i dettami giusti rispetto alle vostre idee. Quindi ringraziamo Federico, ti aspettiamo a una delle prossime gare toscane, perché è il tuo territorio base. Non posso tralasciare fuori dalla mia stagione qualche gara in Toscana, assolutamente. Ringraziamo Federico Gasperetti per la sua presenza in studio dopo l'importante e positivo risultato al Rally dell'Elba, e soprattutto ringraziamo voi per la vostra attenzione. Alla prossima. Saluto a tutti. E siamo alla presentazione importante del prossimo imminente Rally di Casciana Terme, la firma quella di Pierangelo Brogi, personaggio di primissimo piano del nostro motorsport, Scuderia Ballestrero. Amici sportivi, eccoci al secondo appuntamento, direi il primo di quest'anno 2017, perché per il Rally del Carnevale il buon Pierangelo Brogi alla mia sinistra l'ha fatta buca, quindi al secondo appuntamento agonistico della Scuderia Ballestrero. È quindi tempo del Rally di Casciana Terme. Buonasera Pierangelo. Buonasera a tutti. Quindi il primo solito fine febbraio, si fanno le cose veloci, non si poteva, poi avevi un po' di problemi, ci siamo sentiti. Eravamo sempre con i Rimasuli l'anno precedente. Infatti, però vabbè dai, abbiamo fatto un bel servizio e so che l'hai apprezzato. Oltretutto quest'anno è visibile anche sul portale YouTube, quindi chiunque di voi voglia andarlo a vedere, va sul portale YouTube di Toscana Motori, clicca eventi e gare e vedrà Rally del Carnevale o tutte le altre gare, e ci sono i servizi che abbiamo mandato in onda.
Ma torniamo alla 35esima edizione del Casciana Terme, anteprima sul percorso. La prima cosa che mi hai detto è che le prove sono rimaste identiche, fondo sterrato. No, questo è asfaltato. Asfaltato, volevo vedere se era attento. Sterrato è il Val d'Orcia. Volevo vedere se eri attento. No, anche perché purtroppo io mi ricordo che ho fatto il Casciana quando era... Ai tempi era sterrato. No, esattamente un rally day con 2 prove e a differenza dell'anno scorso sono state rovesciate, cioè quest'anno la più corta è la prima e la più lunga è la seconda. Ovviamente l'edizione 2016 era l'esatto opposto. Che dici di nuovo su questo rally che rimane più o meno tale, ma ti sei solo divertito a invertire? No, più che un divertimento è stato alcune peculiarità. Per motivi di praticità abbiamo preferito girarlo. Uno perché girando le prove ovviamente sono prove nuove, anche se poi per noi sono le stesse. E 2 perché abbiamo evitato in questo modo il riordino d'arrivo, perché noi l'anno scorso abbiamo dovuto fare un riordinamento prima dell'arrivo sul palco, perché non avevamo i tempi per preparare classifiche e fare la premiazione sul palco, quindi abbiamo dovuto fermare le macchine una quarantina di minuti prima di poter dare... E questo è sempre... Perché la seconda prova speciale finiva a 2 chilometri e poco più dal palco d'arrivo, quindi non c'erano i tempi. In questo modo, uscendo dalla seconda prova speciale, dove l'anno scorso si imboccava, prima di tornare alla base, cioè all'arrivo, ci vuole un po' di tempo perché sono un po' di chilometri, sono oltre 30 chilometri. Bene. Assistenza invece quella è rimasta immutata. L'assistenza rimane nello splendido spazio di Peccioli, perché quello è una cosa incredibile come dimensioni, e il riordino invece rimane... Soprattutto con un ottimo punto vendita dove vendono delle cose lì della zona, molto, mi ricordo, mi sono fermato una volta, ho preso della pasta fatta lì da quella zona, molto carina. Lì su Peccioli c'è un negozio visto lì di fronte e poi ci sono altre tutte cose biologiche delle zone. Ci sono anche altre cose, ho visto c'è un salone di automobili, c'è un'altra cosa, non mi ricordo cos'è, ci sono i vigili urbani. Vero. È tutto concentrato lì. È il PIP che doveva essere la zona industriale di Peccioli, che poi non è mai decollata, però fortunatamente la strada che girava intorno ce l'avevamo fatta. Bene. E noi la stiamo sfruttando. E invece questa è una bella notizia che vediamo in anteprima, perché ne abbiamo parlato prima di iniziare le riprese. Il riordino è alla Conad di Capannoli, ma c'è una bella novità sia per chi correrà, per l'entourage della gara, ma anche per il pubblico, perché esiste una convenzione rally che sarà pubblicata a breve sul sito della Balestrero Corse, della scuderia, e come tale spiegaci meglio cos'è che tu hai già testato. Dunque, all'interno del supermercato Conad, quello dove facciamo riordino, cioè quello di Capannoli, e all'interno del supermercato Conad dove facciamo la partenza, la capannina di Scevoli, e dove ci sarà il sabato anche la distribuzione del radar, sono stati creati 2 ristoranti dove si mangia, fra parentesi, molto bene, ci ho mangiato diverse volte, e dove esisterà una convenzione a un prezzo attorno ai 12 euro dal primo fino al caffè, quindi è un prezzo abbordabile. Al prezzo di una pizza praticamente. Una persona è già lì e dice invece di stare a muovermi e andare a cercare chissà cosa, mi fermo lì, invece di mangiare il solito panino mangio qualcosa. Infatti, che è la cosa poi cucina toscana, per cui non si sbaglia. Questo è dovuto al fatto che la proprietaria è anche una sportiva, si è appassionata, quindi ci segue nelle idee che abbiamo, ci segue sempre. Già lo scorso anno c'era questa convenzione, però tanta gente forse non lo sapeva, infatti ho pensato fosse giusto dirlo, perché non è che guadagniamo noi se viene più gente, ma diamo un servizio alle persone che sono lì. Oltretutto poi, come diciamo da sempre, da quando esiste Toscana TV Motori, ci sono solo 2 sport veramente collegati al territorio, uno è il ciclismo e l'altro è il rallismo, quindi meglio di così, con tutto l'entourage, tutto l'indotto, su una gara di 100 persone se ne muovono circa 2000, quindi bene o male il rapporto è, soprattutto per chi ha... Devi fare una considerazione, no? Solamente di persone del settore, quindi si parla, mettiamo una gara con 80 equipaggi, sono 160 piloti, più ci sono al seguito minimo 3 persone a equipaggio, sono altre 240, siamo già a 400, poi ci sono fra commissari eccetera, un centinaio di persone, 6 a 500, quindi solamente noi siamo oltre 500. Un pochino di Puoi pubblico. mettere almeno 3 spettatori per ognuno? Un pochino di pubblico, daglielo. Dai, in effetti. Quindi, e siamo lì. Quindi per esercenti di bar, ristoranti, trattorie,
paninoteche, tutto quanto, eccetera. Il sabato e domenica del Casciana Terme, che è in data? 20-21 maggio. 20-21 Siamo maggio. abbastanza vicini. Per cui sì, entro 14 giorni, le iscrizioni sono già aperte. Le iscrizioni sono già Però aperte, come al solito, però come al solito succede aspetteranno che gli ultimi giorni. tutti aspettano l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è il lunedì. Io spero che accada come accadde magari al Rally di Camaiore del 2015, che l'ultimo giorno ne arrivarono 60 il lunedì, ma questo è un sogno, perché con 60 ci di Camaiore, visto che sei qui, ho letto su Facebook giusto non più tardi di 12 o 15 ore fa, ma si farà quest'anno? Dunque, noi lo vorremmo fare, però non dipende da noi, dipende dall'amministrazione comunale se ci darà permessi o meno. L'11 di giugno ci saranno le elezioni, l'eventuale ballottaggio sarà 2 settimane dopo, quindi il 25, e noi aspettiamo di vedere cosa accadrà e col sindaco che ci sarà dopo vedremo di fare le domande opportune per sapere se ce lo fanno fare. Se non ci daranno il permesso, stiamo pensando quest'anno di spostarlo in un'altra zona dove abbiamo già contattato e sembra che siano abbastanza disponibili. Bene. Speriamo. Così, sì, perché già Io lo vorrei rifare a Camaiore, appunto, perché è una zona amante della gara, è una zona che si presta bene a farci la gara perché ci sono le belle strade. Avrei già fatto il percorso, fra le altre cose, che mi piace molto, logisticamente è perfetta perché è vicino a tutto poi. Però, quello sì, non dipende da noi. È come l'anno scorso poi, che è stata una gara un po', diciamo così, all'ultimo momento. No, l'anno scorso non la facevamo a Camaiore, l'avevamo chiamato Rally della Riviera, nella stessa data avremmo voluto fare un rally che abbracciava il nord della Toscana, prendendo il nord della provincia di Lucca e la parte nord-est della provincia di Lucca e la parte più a sud della provincia di Massa. Poi non ci siamo riusciti per varie motivazioni e quindi abbiamo purtroppo dovuto rinunciare quando mancavano 15 giorni alla gara. Vabbè, speriamo che quest'anno sia l'esatto opposto, perché noi amiamo i rally, noi amiamo le corse, noi amiamo le gare, giustamente gli organizzatori è giusto che anche loro, che lavorare per una gara non è un discorso di poche settimane, è un discorso che si parte veramente con mesi e mesi di programmazione. La considerazione è che io attualmente sto lavorando su 3 gare, perché sto lavorando sul Casciana che è alle porte e c'è da rifinire le ultime cose, sul Golfo dei Poeti che c'è il 2 di luglio e che c'è da presentare una certa documentazione in certi uffici, sul Lucca che sto tirando giù una bozza di percorso perché quest'anno è Coppa Italia, quindi ha bisogno di prove più lunghe e sto cercando di vedere come girarlo senza stravolgerlo, usando gli stessi orari dello scorso anno che sono piaciuti a tutti, usando la stessa logistica dello scorso anno che è piaciuta a tutti e vedendo a quel punto in qualche modo di allungare di almeno 10, 11, 12 km. Quindi se tu sei così preso, chissà Maria Sole. Maria Sole credo che stia andando a farsi delle analisi perché non ce la fa ma più. anche perché mi ha fatto impazzire la Maria Sole, no. Finora è l'unica persona che non gli ho detto, ma è possibile che tu hai idiosincrasia verso il microfono? Lei proprio non vuole apparire, non vuole mai rilasciare dichiarazioni. C'era un'altra persona che era così, ma all'Elba mi sono tolto questa soddisfazione. Chi era? La Simona, la segreteria di AC Livorno Sport. Sono riuscito a intervistarla e devo dire che è anche stata una cosa piacevole, quindi secondo me sono delle paure che non esistono. Ma sai, è un discorso un po' di abitudine, un po' anche di predisposizione, perché in scuderia non c'è molta gente e non c'è mai stata anche in passato, gente che amava parlare al microfono. Io dopo poco che ero in scuderia mi ci mandavano sempre me. Dico, ma a me proprio non è che poi interessi molto andare a farmi vedere o parlare, soltanto che chiaramente gli altri sparivano tutti e ci venivano io. Calcolando che non è valido per il campionato regionale, dammi tu 3 motivi per cui la gente debba venire, a parte il fatto del piacere di guidare e tutto quanto, a fare questo Casciana. Perché sono gare semplici che si provano velocemente, non costano esageratamente. Si può fare un piazzamento discreto con vetture che costano il giusto e poi perché c'è questo campionato Open Rally Day che comprende tutti i rally della Toscana. Chiaramente abbiamo iniziato ora e quindi il Carnevale l'abbiamo saltato e le colline metallifere l'abbiamo saltato, però iniziamo da Casciana e arriviamo fino al Fettunta. È un campionatino che dà un montepremi, chiaramente non cose folli, però quello che possiamo trovare. Un incentive. Ognuno di noi ha messo una certa quota. Bene. E vediamo se nel frattempo riusciamo anche a trovare qualche sponsor tecnico che magari ci regala una tuta, un paio di guanti, un cappellino, una camicia, qualcosa.
E speriamo di avere successo, così l'anno prossimo si potrebbe ripetere l'esperimento fatto un po' meglio, magari trovando qualche sponsor che rimpingui le casse. Bene, praticamente abbiamo detto tutto. Ringraziamo Pierangelo Brogi, che è il Deus Ex Machina della Ballestrero, della scuderia Ballestrero, e ringraziamo voi per la vostra attenzione e tutti a Casciana fra 2 settimane. Vi aspetto, numerosissimi. Soprattutto nei ristoranti Conad. E siamo allo spazio dedicato alle rubriche, come sapete sono un po' a rotazione nella nostra trasmissione. Quest'oggi avremo Parliamone, ovvero i temi dell'attualità del motorsport, proposti e commentati da Gianfranco Di Gennaro e Gabriele Michi. Amici sportivi, eccoci alla nostra rubrica di redazione. Parliamone, ovvero discussioni in libertà. Ed ecco alla mia sinistra comparire Gabriele Michi. Buonasera a tutti. Buonasera, allora ecco partiamo subito con volevamo, faccio un piccolo passo indietro, evitare di parlare di gossip e di notiziole sulle partecipazioni o inerenti tutti voi dell'ambiente dei motori toscano, però ci avete scritto in redazione che era una cosa carina, anzi vi rinnovo la nostra casella mail che è redazione@toscanatvmotori.it e abbiamo dovuto giocoforza mantenere questa piccola parvenza di gossip e per questo do la parola al buon Gabriele che avrà 2 o 3 cose belle pepatelle. Volevate liberarvi di me, però stasera ho altre 2 o 3 indiscrezioni. Siamo ora reduci dal Rally Elba, però parliamo, la proiezione è quella verso il Rally degli Abeti. Sono state aperte le iscrizioni da pochissimi giorni, quindi ecco, ci arriva proprio qualche indiscrezione, ma sono proprio centellinate, no? Dovrebbe essere al 70% presente Gabriele Tognozzi sulla Skoda Fabia R5, quella con la quale ha vinto il rally della Val di Nevole. Questa è una presenza che potrebbe esserci proprio, come ho detto, al 70%, perché sta cercando di risolvere, di portare a compimento quello che è il budget necessario, però alla fine credo che ci sia la fumata bianca, quindi dovrebbe essere al via. Parliamo del Rally degli Abeti, la gara più verde d'Italia, parliamo della montagna pistoiese, sicuramente della gara sarà al via Federico Gasperetti. Federico Gasperetti l'abbiamo visto reduce da questa bellissima prestazione con la vittoria di R5 al Rally Isola d'Elba, che fra l'altro è stato anche il debutto su questa vettura per il pilota pistoiese. Difficile ora tirar fuori il nome di una vettura per il Rally degli Abeti, lui tiene molto alla sua gara di casa, la tentazione era quella di partecipare appunto con la Ford Fiesta R5, però poi alla fine sembra che a prevalere sia stata la scelta di optare sulle potenzialità di questa vettura proprio in vista di un'altra gara del campionato italiano VRC. Quindi che fare? Potrebbe partecipare al Rally degli Abeti su un esemplare di Renault Clio, che potrebbe essere o la Renault Clio R3C o l'esemplare R3T. Sappiamo che ha vinto con queste 2 vetture, ha vinto la gara già diverse volte, ha vinto fra l'altro anche con una Renault Twingo, fra l'altro è stata la prima vittoria mondiale di una vettura Renault Twingo di quella cilindrata, quindi potrebbe addirittura essere l'outsider fra virgolette, solo perché potrebbe partecipare con una vettura dalla cilindrata più piccola, ecco, nei confronti di piloti come Gabriele Tognozzi, che comunque sarà via con l'R5, di Brunero Guarducci, che anche lui sarà al via con la Hyundai R5 dopo aver partecipato la settimana prima al Rally Matese. Dovrebbe essere al via della gara anche Leopoldo Maestrini con la Peugeot 208 R5 con cui ha disputato il Rally Elba, sarà sicuramente comunque al via anche al Rally Alta Val di Cecina. Chiusa la parentesi Abeti, torniamo indietro di un passo, perché ho una bella novità da darvi. Questa mattina, mentre ero in regia a Toscana TV, ho ritrovato tutto il file inerente alla nostra diretta da Lamporecchio, dal San Baronto esattamente. I tecnici stanno approntando, come vi avevo detto, il fatto che il collegamento per occupare la banda era
è stato fatto partire erroneamente 2 ore prima, la diretta in sé per sé durava 86 minuti, quindi diventava veramente troppo lunga. Quando nell'arco di massimo 48 ore riusciremo a mettere online e ad avere in un file solo molto corto tutta la diretta, sarà postata sul nostro spazio motori di YouTube e come tale sarà una delle prime cose che la gente potrà vedere, a partire ovviamente da Gianni Lazzari, da Riccardo Heine, da chi quel giorno non ha potuto vederla, e che è stata per noi due un primo approccio verso una pseudo diretta rally che, e qua è il secondo gossip, stiamo già lavorando per l'Abeti, ma non possiamo dirvi di più. No, bocche cucite, mi raccomando. Bene, non c'è con noi il buon Alessandro Bugelli, però fondamentalmente lui ha fatto l'ufficio stampa e farà l'ufficio stampa, così come all'Elba anche agli Abeti, e parliamo dell'Elba, che ha soddisfatto tutti. Grandi sensazioni, grande gara. Gara vera, soprattutto perché è stata caratterizzata da questa incertezza meteo che veramente ha tolto il sonno del venerdì notte a molti piloti, sicuramente, anche perché la scelta delle gomme ha influito molto sulla classificazione. Io mi ricordo che dopo le prime 2 prove, mentre al venerdì sera gli equipaggi stavano andando a fare l'ultima prima della prova speciale, ho dato uno sguardo alla classifica un po' più approfondito e ho visto che c'erano là davanti 2 nomi nuovi, Albertini e Miele, e poi dietro a pochi secondi uno dall'altro i soliti che correvano nel VRC, cioè Porro, Fontana e se non sbaglio Re, e cose di questo genere. Quindi si è subito accesa una lampadina, come dire, i soliti noti erano lì che facevano il campionato dei gentleman driver, no? Come lo chiamo io. E invece i 2 ragazzini terribili, Albertini e Miele, erano là che se ne suonavano di cotte e di crude, ma di stacchi pesanti già su tutti gli altri. Ecco, in quest'ottica come vedi questa novità e questo peso tecnico di queste gare VRC? Molto, molto bene. Secondo me c'è stata un'evoluzione anche, l'ho detto anche la settimana scorsa, anche dallo scorso anno, ma questo l'abbiamo visto anche dall'elenco partenti. Mi sarebbe piaciuto vedere Porro con una macchina un po' più giovane rispetto alla sua Focus VRC, che insomma è datata di 11 anni, ben 11 anni, quindi insomma ci ha messo direi del suo. Per quanto riguarda Stefano Albertini, la prerogativa era di partire subito forte, perché come ha dichiarato al riordinamento finale ha detto qui c'è poco da dormire, questi stanno andando alla grande, quindi devo per forza attaccare. Bastava anche un po' meno, perché sicuramente già nella prima prova Cavo Volterraio i distacchi sono stati abbastanza marcati. Quindi Simone Miele bravissimo con Davide Castiglione alle note, fra l'altro era la prima volta di questo equipaggio insieme, la loro prima collaborazione, quindi qualche chilometro sicuramente è servito anche per affinare il tutto, ma è fisiologico, fisiologico, sono venuti fuori alla grande. Molto interessante secondo me sarà capire quanto potranno fare gli altri nella prossima gara in casa di Stefano Albertini, perché il 1000 miglia chiaramente è casa di Stefano Albertini. Stefano Albertini ha preso il largo già alla prima gara, in una gara molto difficile dal sapore d'altri tempi. Questa è una grande realtà, merito ovviamente anche ad AC Sport, perché dopo una partenza in sordina negli ultimi anni di questo campionato VRC, quest'anno c'è stata proprio l'esplosione, perché c'erano ben 76 vetture. Assolutamente, cose importanti. Sarà stata anche l'allure dell'Elba, che si sa che è una gara a sé stante, quando tu sbarchi sull'isola senti questo profumo di rally. Si sente già un clima diverso, ma anche a livello proprio meteo, al di là del fatto che poi il sabato c'è stata questa pioggia che ha interessato l'intera mattinata, però poi l'arrivo ci sono stati ampi spiragli di sereno, il venerdì sera un'atmosfera gradevolissima a Portoferraio durante sia la prova spettacolo, che ha avuto grandissimo successo, che il riordinamento finale. Sembra strano che poche miglia di mare e poco più di 50 minuti di traghetto fanno sbarcare in un posto dove il rally non è per niente considerato una rottura di scatole, dove il rally anzi è visto come positività per tutte le attività imprenditoriali che ci sono sull'isola, insomma non è visto come disturbo.
questa è la cosa basilare. Non per niente, a distanza di 4 mesi, all'Elba si corrono 2 rally, uno con le vetture moderne e uno a settembre, fine settembre, con le vetture storiche. È bellissimo perché è una cosa che interessa anche gli stessi piloti elbani, che riescono a trasformarsi da piloti moderni a piloti che corrono con le storiche. Ci sono diversi casi di piloti appunto che correranno anche a settembre nella manche di campionato europeo. A proposito di piloti elbani, non possiamo non parlare chiaramente di quello che ha fatto Francesco Bettini. L'anno scorso si è presentato in conferenza stampa da vincitore, quest'anno ha fatto lo stesso. Ha avuto qualche problemino nelle fasi iniziali a livello di freni, ma poi il suo è stato un autentico dominio. Particolare la storia di ho preso come riferimenti 2 piloti elbani, che sono Francesco Bettini, come ho detto, e Andrea Volpi. Entrambi li abbiamo visti in quello che loro chiamano il continente, no? Nei mesi precedenti. Francesco Bettini abbiamo visto al Ciocco per testare questa 208 R5 e presentarsi nel migliore di modi alla gara di casa. Andrea Volpi ha fatto lo stesso, non partecipando al Ciocco, però andando a sondare il terreno con i team, diciamo, verso i preparatori, per presentarsi anche lui e far sbarcare a Portoferraio la Ford Fiesta R5. Andrea Volpi ha avuto un venerdì molto difficile per una scelta errata di gomme che ha proprio condizionato la sua classifica, però abbiamo visto il sabato che c'è stata questa grande risposta. Bene, e concludiamo parlando dell'Elba con colui il quale ha deciso di partecipare al campionato VRC con una vettura piccolina e che stava già dimostrando, parliamo di Gabriele Catalini, e stava già dimostrando veramente di fare visibilie fin quando ha fatto la classica stupidata. In un taglio ha arrecato un danno alla sua vettura, ha perso un minuto, eccetera, e allora ha giocato tutto. Nella sfortuna ha avuto fortuna perché questo non gli ha precluso di raggiungere l'arrivo. I distacchi erano ormai abissali, quindi avrebbe potuto anche perderne 2 di minuti, non ci sarebbero stati problemi. Comunque va dato veramente atto, non mi stancherò mai di dirlo, questo ragazzo ha deciso di partecipare a un campionato importante con una vettura, con una Peugeot 106 di classe N1, fra l'altro credo che sia di proprietà. È proprio questa la differenza, per cui bisogna parlare bene di questo ragazzo, perché è un programma voluto, sentito, che lui ha portato avanti con tutto se stesso. Certo. Parteciperà a tutto il campionato. Esatto. E questa è una cosa che la dice lunga sulla volontà e sull'impegno di una persona. Sicuramente. Approfitto per aprire una piccola parentesi. Abbiamo parlato nelle ultime settimane di questa assenza di Corinne Federighi dalle gare. Cosa era successo? Il suo impegno nel CIR è venuto meno perché non avrebbe avuto un confronto con le dirette avversarie. Nel femminile non c'è praticamente nessuno. Parteciperà però dal Taro in poi, sarà comunque al via delle restanti gare del campionato IR Cup, sempre sulla Renault Clio R3C, quindi questa notizia che mi è giunta oggi, quindi vedremo ancora Corinne. Bene, morale, cosa succede? Abbiamo iniziato col gossip, abbiamo finito col gossip, parliamone della 9ª puntata, finisce qui, la prossima sicuramente avremo in studio la triade si ricomporrà con il nostro Alessandro Bugelli. Continuate a seguirci perché nell'arco di una, massimo 2 puntate saremo in grado di darvi delle belle novità, succose novità inerenti alla nostra trasmissione. Grazie a voi della vostra attenzione, grazie Gabriele. Grazie a voi. Alla prossima giovedì. E approdiamo così al prestigioso blocco dei servizi ACI Sport, panorama dall'Italia e, quando, come dire, l'evento lo merita, anche dall'estero. Prego, i servizi. Con 33 equipaggi iscritti è stato l'Autodromo di Imola ad aprire la 15ª edizione del campionato italiano Gran Turismo. Come si è conclusa la stagione 2016, così si è aperta quella di quest'anno con il successo di Venturi Gai, campione in carica della classe Super GT3. Anzi, i portacolori del Black Bull Swiss Racing hanno voluto subito mostrare i muscoli, imponendosi anche nella seconda gara del weekend, balzando subito al comando della classifica Super GT3 Pro. In entrambe le gare, Venturi Gai al volante della Ferrari 488 hanno preceduto la Lamborghini Huracan di Frassinetti Beretta. In gara 1 i portacolori del Black Bull Swiss Racing hanno condotto una prova perfetta con Venturi che ha tallonato a lungo Malucelli,
scattato al comando, mentre nella seconda parte della gara Guy, passato a condurre dopo il cambio pilota, è stato bravo a portare la vettura per primo sotto la bandiera a scacchi. Frassinetti è salito al terzo posto nelle prime battute di gara dopo un errore del portacolore Audi Benoît Treluyer, mentre Beretta nel secondo stint ha conquistato la piazza d'onore scavalcando Civer. Il pilota romano, in coppia con Malucelli, ha chiuso sul terzo gradino del podio, rintuzzando nel finale il ritorno della Ferrari di Schirò-Melo. Al quinto posto hanno concluso Agostini Zampieri davanti a Comandini Cerqui e alle Lamborghini Huracan di Valente Veglia e Baruch Leo. Abbiamo ricominciato, era dura perché ripetersi è sempre peggio che vincerlo una volta sola. Abbiamo avuto la voglia e lo stimolo di riprovarci e sapevamo di essere al top perché il team non ci ha mai fatto mancare nulla, la macchina è sempre stata perfetta, Ferrari come sempre ci dà una macchina anche lei al meglio. Mirko è una coppia collaudata, ormai Mirko oltre ad essere mio carissimo amico è anche il mio miglior compagno, siamo una bella coppia e quindi speriamo per domani. Dai, abbiamo iniziato con una vittoria, adesso speriamo di continuare bene e comunque molto difficile perché anche gli altri vanno un forte che c'è poco da dormire tranquilli. Grazie. Anche in gara 2 l'equipaggio del Black Bull Swiss Racing è stato implacabile grazie ad un primo stint velocissimo di Guy che ha sempre mantenuto la prima posizione ed una seconda parte di gare di Venturi che, scattato terzo al cambio pilota, ha recuperato nel finale 2 posizioni. Alle spalle dell'equipaggio del team elvetico si sono classificati Frassinetti Beretta dopo un ottimo stint del 22enne pilota milanese che si è mantenuto a ridosso della seconda posizione di Schirò. Al ritorno in pista dopo il cambio pilota, Melo si ritrovava al comando davanti a Zampieri, mentre Frassinetti era bravo a mantenere la terza posizione su Venturi, ma la gara veniva neutralizzata con l'ingresso della safety car per l'uscita sulla sabbia dell'Audi di Treluyer. Al restart Melo allungava subito mentre alle sue spalle Frassinetti e Venturi scavalcavano Zampieri. Nelle battute conclusive la gara si faceva ancora più accesa dopo un leggero calo di Melo che veniva raggiunto da Frassinetti e Venturi. Quest'ultimo al 26esimo passaggio aveva la meglio sul pilota dell'Ombra Racing, mentre al giro successivo, l'ultimo, alla Rivazza, il portacolori del Black Bull Swiss Racing si portava al comando scavalcando Melo. Il pilota brasiliano usciva sulla sabbia cedendo la seconda piazza a Frassinetti e ormai in vista del traguardo sotto la bandiera a scacchi le posizioni non cambiavano. Ho lasciato la macchina a Stefano che è riuscito a portare in fondo la macchina in prima posizione dei Pro-Am, quello che ci interessa però è anche la classifica assoluta e un sesto posto che comunque sono dei bei punti in ottica campionato. La pista di Imola non era proprio favorevole per il nostro tipologia di vettura, saremo un po' più competitivi a Misano. Beh sì, ha detto tutto Alberto, questa non è la nostra pista, poi abbiamo incominciato il weekend in maniera così disastrosa, però questo per noi è l'importante, cercare di avvicinarci sempre di più ai primi e combattere per il titolo assoluto, che è quello che ci interessa. Molto combattute anche le 2 gare della Super GT Cup. La prima è stata davvero un trionfo per il Vincenzo Sospiri Racing che ha piazzato le sue 3 vetture sul podio. A salire sul gradino più alto sono stati D'Amico Cazzaniga che hanno regolato i compagni di squadra Ia Tong Ortiz e Tuyula Vainio. Nel primo stint Bazze e Ia Tong si alternavano in testa alla gara, ma al 18° passaggio dopo i cambi pilota la safety car neutralizzava la gara per un paio di giri e al restart Cazzaniga, subentrato ad Amico, si confermava primo davanti a Ortiz, Vainio e Casai. Sotto la bandiera a scacchi le posizioni non cambiavano nonostante i 3 di testa ingaggiassero un acceso duello, interrotto solo dalla bandiera rossa che sanciva anzitempo la fine della gara a causa di una uscita di pista di una vettura. È andata molto bene, la partenza è partito bene Antonio, eravamo già terzi, al cambio pilota siamo stati abbastanza efficienti, siamo stati veloci, alla fine si è riuscito a tenere dietro Felipe che aveva comunque un buon ritmo, quindi ottima vittoria, bel debutto. Sì, sono davvero contento. Ieri non avevamo iniziato proprio per il meglio, qualifiche un po' difficili questa mattina, però dai, iniziare subito una vittoria va bene, fa veramente morale, tanti punti, ok. In gara 2 erano Negra Desideri a salire sul gradino più alto del podio. Nel primo stint, dopo un avvio velocissimo di Ortiz, era Vainio a portarsi al comando davanti a Desideri e a Cazzaniga.
Al rientro, dopo i cambi pilota, Negra, subentrato a Desideri, si ritrovava al comando, precedendo Tajula e D'Amico, ma la gara si accendeva nel finale con il pilota finlandese che si avvicinava a Negra, ma il 66enne portacolori dell'Antonelli Motorsport riusciva a rintuzzare tutti i suoi attacchi e sotto la bandiera scacchi Negra Desideri precedevano Tajula Vainio e Baz Casai. Intanto che mi ha fatto faticare molto, lui mi ha dato la macchina in prima posizione, io mi sono difeso come mi era successo l'anno scorso, che abbiamo vinto sempre qui all'ultima curva dell'ultimo giro, quindi mi fate fare delle faticacce incredibili. È stata una bella gara, la macchina era perfetta, un ringraziamento ai ragazzi che ce l'hanno potuta mettere in questo modo per farci vincere la gara, poi un grazie a Pietro che stavolta ha fatto un grandissimo lavoro e quindi siamo contenti. La prima vittoria del campionato, speriamo che continueremo così. In attesa dell'arrivo di altre vetture, sin dal prossimo appuntamento di Misano, la classe GT3 ha visto ad Imola la partecipazione di soli 3 equipaggi. Entrambe le vittorie sono andate alla Porsche GT3R di Venerosi Baccani, che hanno preceduto in gara 1 la Corvette di Del Castello Colaianni e in gara 2 la Ferrari 458 Italia di Lamazza Magli. Ma direi che è andata benissimo, Ale mi ha consegnato una macchina con un vantaggio molto ampio e io ho semplicemente gestito, quindi è stato molto bravo. Oggi c'è stato un po' più di gara, siamo contenti, siamo riusciti ad arrivare primi e mettere un po' di fieno in cascina aspettando altre macchine, vediamo, poi speriamo di combattere ancora. Nella GT Cup invece si sono divisi le vittorie di Leo Poppi ed Eugenio Pisani, tutti su Porsche 997. Nella gara del sabato l'equipaggio del Vago Racing Team si è imposto su Pisani e Lamazza Nicolosi, mentre nella gara domenicale l'alfiere del Siliprandi Racing sul traguardo ha regolato Baccarelli e Lamazza Nicolosi. Nella classifica GT4 infine successi della Porsche Cayman di Sabino De Castro e della Ginetta G55 di Cristoni Carboni. Prossimo appuntamento il 3 e il 4 giugno all'Autodromo di Misano con nuovi equipaggi pronti ad entrare nella serie tricolore. Il fascino delle colline toscane offre la splendida cornice per il secondo round del campionato italiano velocità salita autostoriche. Dopo i verdetti della gara di apertura di Montefiascone, le leggendarie vetture si affacciano nella provincia di Arezzo per la 31esima Camucia Cortona. La storica località etrusca della Val di Chiana è ormai una tappa classica della serie tricolore e ancora una volta offre un suggestivo palcoscenico per i protagonisti delle salite. L'evento, organizzato dal Circolo Autostoriche Paolo Piantini, ha richiamato quindi l'attenzione degli appassionati di cronoscalate, che hanno risposto con la consueta passione e partecipazione, sfruttando un weekend baciato dal sole primaverile. A sfruttare nel migliore dei modi questi ingredienti ideali per la seconda manche del campionato è Stefano Peroni, che ha dominato la scena con una grande prestazione al volante della Osella PA 810 di terzo raggruppamento. L'esperto driver e preparatore fiorentino, affiancato dal Team Italia, ha portato a casa il successo nella prima salita con un sonoro 1.56.02, migliorato da un 1.55.99, che gli hanno assicurato anche una vittoria nella seconda frazione della competizione. Peroni si è quindi proiettato in vetta all'ipotetica classifica generale come al primo posto di gruppo e tra i motori da 2000 cc. Sono molto soddisfatto del risultato, ho passato il tempo di ieri, non è la mia migliore prestazione su questa strada, però ho sentito l'asfalto molto viscido in questi 2 giorni, può darsi sia lì il problema. A ridosso del vertice, durante la 3 giorni aretina, si è evidenziato Piero Lottini, che ha lanciato la Osella PA 990 della Scuderia Bologna Squadra Corse al comando del quarto raggruppamento su entrambe le salite di gara. Il pilota pisano si è imposto alla seconda piazza dell'ipotetica classifica generale in virtù del secondo tempo assoluto nell'ultima salita, conquistando punti fondamentali anche in ottica di campionato. Ma un ottimo risultato, prima di tutto perché mi sono divertito, la macchina va benissimo, la strada mi è piaciuta, a differenza degli anni passati che non era un granché, e mi sono divertito. Certo che mancavano i big, naturalmente, io riconosco che quando ci sono gli altri, insomma, sono superiori, via.
Esperienza soddisfacente anche per Giuliano Peroni, che ha assicurato l'ennesimo successo di gruppo alla scuderia Team Italia, imponendo la Martini MK32 davanti a tutte le monoposto di quinto raggruppamento e completando al terzo posto un podio virtuale tutto toscano. Diciamo è la prima volta che fa una gara con una Formula 2, diciamo mi sono trovato benino, si sta migliorando manche e oggi sono contento, ho fatto un discreto tempo. Tra i premiati nella sala consigliare del comune di Cortona anche un altro fiorentino, il pluricampione Tiberio Nocentini, che insieme alla sua Chevron B19 ha portato i colori del Team Italia anche in vetta al primo raggruppamento, chiudendo al quarto posto nella classifica assoluta in entrambi i round della competizione. Sono contento, veramente contento, perché la macchina sta dando buoni risultati. Io sono un pochino arrugginito dalle vacanze invernali, però sento delle buone sensazioni, spero di far meglio e di avere che la macchina mi sostenga per proseguire il campionato. A proporsi subito alle sue spalle è arrivato per 2 volte il quinto tempo firmato da Giuliano Palmieri, che conquista il primato nel secondo raggruppamento come nella classe GTS più 2500, gestendo con esperienza e abilità il potenziale superiore della sua De Tommaso Pantera, lasciandosi alle spalle gli avversari senza offrire diritto di replica. Tutto veramente molto bene, quindi anche l'organizzazione oggi è stata messa a dura prova da una serie di eventi, però si è risolto tutto magnificamente, complimenti agli organizzatori e a tutto lo staff. Per me personalmente la gara è andata molto bene, quindi non posso che essere soddisfatto. Buona prova anche per Fosco Zambelli su Alfa Romeo GT-AM, che seppur rincorrendo si aggiudica la prima posizione nella classe TC2000 e il secondo gradino di raggruppamento grazie all'8° tempo assoluto. Terzo risultato di categoria invece per Matteo Adragna, che impone la sua Porsche Carrera 911 RS sul podio delle GTS 2500 davanti alla Carrera RS di Ildebrando Motti. Appena dietro al gruppo di vertice si registra la prestazione di Massimo Vezzosi, che ha proiettato la BMW 2002 Schnitzer del Club 02 al miglior piazzamento tra le silhouette in gara, aggiudicandosi di conseguenza il primo posto nella particolare classe 2000. Appena dietro troviamo Gennaro Ventriglia, che ha distinto la sua Fiat X19 Dallara allestita dalla scuderia Vesuvio grazie al 7° tempo assoluto di gara, nonché al migliore piazzamento tra le silhouette 1600 davanti al 9° della Lucchini SN86 di Sandro Zucchi, che strappa il secondo migliore risultato del quarto raggruppamento e il successo di classe N3000. Completa il pacchetto dei primi 10 piloti assoluti in gara Raniero Fumi, che al volante della Lucchini SN88 si piazza alle spalle del compagno della scuderia Bologna Squadra Corse nelle 2 graduatorie. Da sottolineare anche l'ottima prestazione delle quote rosa in gara nella cittadina etrusca, Gina Colotto su Abarth SE 033 e Penelope Pitstop con la sua Triumph TR6P della Orvieto Corse hanno conquistato rispettivamente il podio e la vittoria delle rispettive classi di appartenenza. Ha preso il via da Palermo il campionato italiano Grandi Eventi e Regolarità. Madrina della serie la Targa Florio Classica, che dall'alto dei suoi 101 anni ha aperto un nuovo secolo di storia dell'automobile ed un nuovo capitolo sportivo della corsa. Diversi top driver al via, tra i quali spiccano i padroni di casa come il vincitore della scorsa edizione, Giovanni Moceri, il trapanese della scuderia Loro Piana Classic, che ha rilanciato la sfida sulla Fiat 508C del 1939. Angelo Accardo, altro esponente della scuola siciliana su
su Fiat 1100-103 del 1957 e Antonino Margiotta, rappresentante della scuderia Volvo Club, al volante di una Amazon 121 del 1958. A dare filo da torcere agli agguerriti driver siciliani il pluricampione bolognese Giuliano Canè, al volante della Lancia Aprilia del 1938 griffata Loro Piana Classic. Chiudono il gruppo dei favoriti i piemontesi Riccardo Cristina e Sabrina Baroli su Bugatti T40 del 1927, i bolognesi della scuderia Nettuno Massimo Dalle Olle su Alfa Romeo Giulia Spider del 1963 e Valerio Rimondi in coppia con Liana Fava su Porsche 911S Targa del 1974. Al via della corsa anche Beppe Fiorello, l'apprezzato attore siciliano a bordo di una Alfa Romeo Giulia GTA, ha voluto onorare personalmente il prestigio della Targa Florio per promuovere la sicilianità dell'evento. L'ho sempre vista così, un misto tra gara automobilistica, cultura, l'idea di fare una gara con le automobili e approfittare per visitare un'isola straordinaria come la nostra Sicilia. Questa Targa Florio che rappresenta non solo il nome di una grande famiglia, ma anche quella di un evento culturale e che ogni anno si celebra ed è giusto così. Sono molto felice, molto onorato di partire proprio da questa città che è una città particolare per la bellezza e la storia che ci racconta, Palermo. E perché poi tra le prime tappe c'è uno dei miei paesi, cioè il paese dei miei genitori, Giardini Naxos, Letojanni, Taormina. Come si addice ad un grande evento, la gara si è svolta lungo un percorso di oltre 720 km. Dopo le 68 prove cronometrate in programma, conquistano la Targa Florio Classica Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, portacolori della Loro Piana Classic, ribadendosi per la terza volta consecutiva e al termine di una 3 giorni impegnativa che li ha dapprima obbligati a rimontare e superare i primi leader di gara Antonino Margiotta e Massimo Zanasi della scuderia Volvo Club, quindi duellare a strettissimo contatto con il campobellese Angelo Accardo, navigato da Linda Messima su Fiat 1100 del 1957 della Amaranto Montebello, che battuto sul filo di lana si deve accontentare del secondo posto finale. Chiudono al terzo posto gli inossidabili fuoriclasse Giuliano Canè e Lucia Galliani, dopo aver superato i rallentamenti dovuti alla rottura dello spinterogeno della loro Lancia Aprilia del 1938, riparato grazie all'intervento notturno del tecnico Fabrizio Falanga e ad una veemente rimonta nel finale di gara. È un'emozione incredibile questa, perché ovviamente partire alla Targa Florio, al campionato grande eventi del 2017 che l'ACI ha voluto istituire, ha un grande significato per noi. Rilanciare la Targa Florio dal punto di vista regolaristico rappresenta una sfida per la Sicilia, per Palermo. Io ormai da cittadino palermitano da qualche mese, quindi non sono più che onorato di aver vinto la Targa Florio per il terzo anno consecutivo e quest'anno con mia moglie Valeria che mi ha coadiuvato in questa avventura. Sapevo benissimo che sarebbe stata dura, mi sono presentato alla partenza nonostante un coefficiente diciamo non proprio dei migliori, però insomma la Targa Florio, come tutti noi siciliani abbiamo una passione enorme per questa gara, quindi l'importante era esserci. Poi il risultato acquisito è stato chiaramente per noi un grande successo e una grande gioia. Un podio che il primo giorno, a metà della prima giornata, ero completamente fuori classifica con la macchina rotta. C'è stato il tempo per fare una riparazione occasionale, sono ripartito e me la sono un po' cavata, insomma in classifica ero abbastanza in fondo, poi ci sono stati 2 giorni di recupero, finalmente abbiamo persino conquistato un podio con una notte per ricostruire alcune parti della Aprilia che continua a cercare di tradirmi, fosse magari una fanciulla sarebbe anche più giustificabile, ma l'Aprilia non se lo deve più permettere di queste cose, perché io vorrei continuare a gareggiare per il campionato italiano, anche se a vincere la prima gara e a mettere una bella pietra importante per il risultato finale c'è un avversario veramente difficilissimo da battere che è Giovanni Moceri.
Tra le scuderie vittoria per la Loro Piana Classic che somma alle ottime prestazioni di Mocceri e Canè il buon risultato di Riccardo Cristina e Sabrina Baroli su Bugatti T40 del 1927. La scuderia Nettuno di Bologna, grazie alle posizioni conquistate da Rimondi, Dalle Olle e Bilancieri, ottiene un sorprendente secondo posto davanti alla scuderia Volvo Club, penalizzata dal ritiro di Nino Margiotta. Siamo assolutamente soddisfattissimi, anche perché la concorrenza era comunque agguerrita e in ogni caso, insomma, nonostante varie vicissitudini, perché anche altri nostri alfieri hanno avuto problemi meccanici, però abbiamo tenuto duro e siamo riusciti ad arrivare in fondo tutti e quattro anzi, e insomma, quindi siamo molto soddisfatti. Abbiamo avuto un problema serissimo fin dall'inizio, nelle primissime prove. Probabilmente un sincronizzatore del cambio della prima marcia e della quinta si era sfilato, comunque allentato, e abbiamo terminato oggi dopo la terza tappa praticamente senza le due marce, quindi i passaggi li abbiamo fatti in seconda, cosa che per noi non è usuale, e siamo riusciti comunque a portarla in fondo e abbiamo vinto il raggruppamento, cosa che ci ha dato una grande soddisfazione. Stesso percorso anche per i driver impegnati nel Ferrari Tribute to Targa Florio. Al termine delle 3 tappe in programma, vittoria di Monica e Alessandro del Buffalo Bobbia su Ferrari 458 Spider. Secondo posto per Franco e Marco Serventi a bordo della Ferrari 458 Speciale, mentre al terzo posto si piazzano Jacopo Barberini e Daniela Marconcini con la Ferrari 488 GTB. Non si è fatta mancare nulla alla 101esima edizione della Targa Florio, in termini sportivi e neppure in termini spettacolari, alternando le concitate fasi di gara a momenti conviviali di alto livello. Come sempre l'evento, anzi il grande evento di AC Palermo e dell'Automobile Club d'Italia, che affianca gli organizzatori attraverso AC Sport, ha colorato, animato e emozionato il cuore degli appassionati siciliani. È sin dal primo appuntamento che il campionato italiano Grandi Eventi ha lasciato intravedere l'elevato potenziale comunicativo e promozionale. L'eterogeneo parterre dei campioni di precisione sui pressostati, presente alla prima delle 3 tappe a calendario, le altre saranno Coppa d'Oro delle Dolomiti e Gran Premio Nuvolari, ha confermato la bontà delle scelte operate da AC Storico. È stata una puntata molto intensa, come vi avevamo annunciato, questa nona di Toscana TV Motori, la prossima, la 10ª, lo sarà altrettanto, dunque buoni motivi per non perdere l'appuntamento per la prossima settimana su queste stesse frequenze. La passione ci unisce, un cordiale saluto a tutti.